Con Luca Carraro, il capitano, commentiamo una sconfitta immeritata decisamente. Ci avevate fatto sognare per un tempo e mezzo sul 2-0, sembrava fatta, poi un crollo dovuto a che cosa? Un crollo più mentale credo che poi più che fisico, anche perché durante la pausa invernale abbiamo caricato e quindi fisicamente stiamo bene. Probabilmente sul 2-0 ci siamo un po' accontentati o comunque abbiamo abbassato la tensione. Loro sono una squadra giovane ma comunque abituata a questa categoria e ci hanno punito. Allora, sul 2-0 già sognavamo la Serie B. Beh, la Serie B sarebbe stato ancora lungo il percorso, avremmo superato il Cornedo che era sicuramente una bella tappa per il nostro cammino. In realtà non facciamone un dramma, nel senso che la stagione è ancora lunga, quindi siamo ancora lì, continuiamo a lavorare e consci che il girone di ritorno sarà più difficile del girone d'andata. Quindi... Sì, però se andiamo a ben vedere questi 3 punti erano importantissimi, anche perché sarà adesso difficile recuperarli, no? Eh sì, anche perché ci aspettano 2 trasferte difficili a Bassano e a Verona con la Scaligera, che è una squadra che comunque è nei bassi fondi ma si è rinforzata, e 2 trasferte non sono facili da affrontare. Ci volevano questi 3 punti, vabbè, dobbiamo rimboccarci le maniche e andarli a fare fuori casa. E poi sottolineiamo grande sfortuna, 3 pali colpiti di cui 2 da te. Sì, effettivamente sì, uno nel primo tempo e uno nel secondo qui con il portiere di movimento sembrava davvero che non volesse entrare e quando non vuole entrare non entra. Allora cosa vogliamo dire a questo splendido pubblico che ogni venerdì sera vi segue al Palagozzano? Seguiteci ancora? Allora, innanzitutto grazie e sì, seguiteci ancora perché ne abbiamo bisogno, anzi venite ancora più numerosi che così tutti insieme la portiamo a casa.